Dopo aver caricato un modello, posso sempre modificarlo inserendo nuove caselle o modificando quelle in essa presenti. Se ad esempio voglio inserire un'immagine sulla sinistra con un testo sulla destra, clicco sul simbolo più del menu a sinistra e seleziono una tra le caselle predefinite a disposizione. Posso cliccarvi o trascinarla nella posizione desiderata all'interno della newsletter. La casella inserita può poi essere modificata a proprio piacimento, inserendo l'immagine desiderata o modificando i margini interni e esterni. Nei prossimi video vi mostreremo come inserire un collegamento ad un sito internet, alla versione web o un link per le cancellazioni. Se questo video ti è stato d'aiuto, iscriviti al nostro canale per tenerti sempre aggiornato sui nuovi video di Newsletter to Go.